il notaro lo sa che io sono amante del 35 mm, un po' più chiuso, invece Nico Bortis. Sai che onore per noi di Sardinia Unfiltered, che tu non conosci ma che stai conoscendo. Già la conosco. Lo conosci? E imbroglioni siete! No, È un onore per noi essere con te. Cioè, disonore per me. No, ho sbagliato. Ragazzi, amici di Sassari, che sicuramente seguite la pagina di questi giovani molto importanti, come vedete, quello che ho detto io non fate una ragione, cioè se si scherza sono persone che vogliono creare un qualcosa perché c'è sempre noia, la noia fa noia e poi lasciamo fare le domande a lui, dai. Sì. Quanto ti ha agevolato il fatto di essere Nico Bortis nella vita? Cioè, prima di essere Nico Bortis, quello famoso, e dopo, come ti sei sentito? Secondo me ognuno è maestro di se stesso, siamo tutti famosi. Io sono Domenico, è sempre lì, che l'ho inventato tantissimi anni fa, negli anni 80, quando ero militare alla Marina, e di lì cominciavo a inventare. Io sono nano perché ho conosciuto un capitano lungo corsa, era piccolo, turco portoghese, che lui era Bortis, e di lì è partito Domenico Bortis, ma stiamo parlando degli anni 80, La Spezia. Che mi abbia agevolato o no, sono sempre stato un po' bizzarro, un po' allegro, spiritoso, sciocco, di tutto, i difetti e i pregi li ho avuti, però tutti insieme non facciamo un'insalata, facciamo una persona che sia sempre io, che lavora e poi regala quelle emozioni che molti non sanno mantenere, non sanno tenere e contenere quelle emozioni. Cosa piace alla gente di te? Cioè il fatto che fai discorsi in modo creativo, che vai proprio libero mentalmente, quindi che poi parli, o i contenuti in sé? Beh, ci sono contenuti che li faccio capire che sono tutti con vari sensi e vari riferimenti, con tante idee diverse. Per la profondità c'è, che non la scoprono nessuno, si scopre piano piano, perché l'appetito viene mangiando. Non è che tutti vedono un neologismo, una increatività di Nico Bortis, vuol dire cazzeri, il capitanese, lugugiuru, tutte le parole di tutte varie lingue, come dire, che cazzo stai dicendo? Che non si può dire, cioè prima di dire quello che voglio dire, prima di dire che cosa e che cavolo in brutte maniere stai dicendo, mi do una regolata io, come si sa, ognuno è autocritico, a volte lo faccio apposta, non farmi capire, però dopo si capisce più avanti, anche se la gente contesta. Però, a dire il vero, i miei argomenti sono poetici continui, che sono figlio d'arte, ma è come una canzone, la scrivi male, la scrivi bene, quello che conta è la profondità e la melodia. Cioè non è che... Concordo. Non tutte le cose non si capiscono subito, viene talmente macinata e contestata che diventa un vinaccio della gente quello che dicono. Scusate il termine un po' fatto nazionale, ma anche questo è una performance parola neologista adesso, ma voglio dire comunque diventa una cosa non gradita da tutti, non compresa da tutti. Però quello che conta è che io reggo, ci sono, l'importante è essere umile, lavoro, non mi sono montato la testa, non mi ha aiutato mai nessuno. Non ho chiesto mai niente a nessuno, anzi ho fatto solidarietà, e in questo caso siete venuti voi di Sassari, io stimo Sassari perché in Sardegna non mi piace la rivalità, speriamo che la Torre si svegli, speriamo che la Dinamo si svegli, Cagliari regga, è Sardegna, viva la Sardegna sportiva, viva la Sardegna di cultura, viva la Sardegna che sia Sassari, Nuoro, Ristà, viva la Sardegna. Da dove viene tutta questa profondità? Quello ti vorrei chiedere. Questa profondità è a furia di vedere tanta gente negli anni, spigliarli, cioè non spigliarli, chiedo scusa, prendere e immagazzinare un aspetto che è positivo, ti porta bene, sentirli parlare, riprendi certe idee, li senti cucinare e prendi una maniera come si condisce, poi vendo la frutta e verdura, abbino tutti i colori come avete detto voi e tutto insieme fa una fiaba, e nella fiaba io ne faccio un libro e ne faccio un racconto, ne faccio una unione sociale, come dice, adesso non viene perché sì, crei anche un ambiente molto positivo, devo dire. No, vabbè, quello che sbaglio io perché improvviso troppo, alla fine quando si è seri non riesco neanche io a dire quello che volevo dire, che significa
che tutto insieme per me diventa un programma, sembra fatto a tavolino, invece tante cose che voglio dire di uno che mi piace, uno che mi ha consigliato questa parola, la coreografia che ci sta, mi piace, è umile, mi piace. Tutti insieme anch'io mi sento simile a queste persone, eppure dico la mia, lo dico a modo mio, o che sia bene o che sia brutto, a modo mio, anche le parole a modo mio. Se ci chiama parole su misura, ecco l'improvvisazione che uno dice, capito? Bellissimo, ho capito tutto. Ci troviamo qui dove 10 anni fa c'è stato Antonello Lai che, giusto? Meno di 10 anni fa, sì, quasi 10 anni fa, che Antonello mi intervistai come tante altre cose, si contestava anche quando mi dicevano le cose Antonello che inventavo come a oggi, però lì nacque quelle parole che il lavoro facevo, diceva Antonello, che lo ricordiamo con affetto, è una giornalista veramente umile che non finisce più, tantissimo umile, sembra che è sempre con noi e sarà sempre con noi. Si ricordava di questi... Sì, anche per me, cuore sia e pace all'anima tua che tutti non ti dimentichiamo. Noi facciamo questo anche per lui. Ecco, poi vediamo di aggiungere un qualcosa, spettacolo se si può fare a Cagliari Stazza con tanti autori, musica e tutto per ricordarlo bene. Volevo dire che si ricordava di quello che vedo, che vedete i Ravanelli, che sono in tema di sempre. Dicevo a Nico, ma perché ti chiami Nico? Nico è una definizione di Domenico, a breve Domenico Bortis è andato avanti con tante idee e poi, ma è vero che sei ricco? No, intanto io sono Nico. Ricchissimo. Intanto sono Nico, ma perché dicono che tu sei pieno di soldi, tante cose? Ma forse lo saprà un altro, io non lo so questo, no, non l'ho sentito. No, ma cioè che la tua ricchezza, per noi sei ricco, come si distingue? Si distingue, come distinguere no, nel presente, se vogliamo dire così, nel presente i grandi giocatori di calcio, famosi, ma chi ne vuole? Sono più famoso io, più ricco io. Sì, direi di sì. No, perché sei più famoso? Se te lo dico non finisce più, ma allora sei ricco, anche se sei più grande di loro sei ricco. Vabbè, se te lo dico finisce lo spettacolo. Ma ne presente gli attori più famosi che ci sono sempre stati, senza dire no? Ma che ne punto? Io sono più famoso di loro, sarò ricco, quello che sia, ma di fantasia, ma non sono ricco granché, ma comunque tira avanti, è una persona che lavora. Ma perché dicono che tu sei più ricco e sei più famoso? Ma perché? Perché, complimento specificativo, se te lo dico finisce lo spettacolo, non te lo dico. Dai, dicono, ma perché? Perché in parte, come ti ho detto, non sono ricco, ma come che sono più famoso di loro, me la cavo più di loro, ma che ne punti? Dai, dimmelo. Ma l'hanno detto comunque a tutti che tu sei ricco. Sei ricco, te lo devo dire. C'ho 3 Ravanelli, uno me lo mangio, un arredo per l'altra capitale. Signori, Nico Bortis. La verità era così, io sono più ricco perché c'ho 3 Ravanelli, uno me la mangio, dopo l'altro capitale, ma non c'entrava niente, comunque erano più ricchi di loro. Comunque è vero, io con 3 Ravanelli sono riuscito a farmi la vita, continuo a fare la vita, a fare beneficenza. Molti hanno tanti soldi e piangono sempre, questa è la verità. Sì. Volevo dire che praticamente chi si accontenta gode, così si dice in italiano. Cioè io faccio l'ambulante, me la cavo a modo mio, però guadagno pochissimo, ho tanto, quando capita mi accontento, ma c'è gente veramente, non riesco a capire, è sempre irrequieto, sempre con un caratterino, sempre di avere tanti soldi e sono spendaccioni e vedi che quando vengono a spendere non hanno mai soldi, e piangono sempre e non se ne... Non si sanno accontentare e non sanno riconoscere quello che hanno in tasca e quello che hanno fatto. Praticamente stanno umiliando la loro dignità, cioè non accettare quello che hanno fatto se sono stati bravi, però passano da cattivi che non si rendono conto e fanno capire agli altri questo orgoglio di aver lavorato, essere arrivati ad avere un buon stipendio, essere arrivati a fare una bella famiglia, e però si chiudono con questa strategia negativa, dice no, soldi non posso spendere,
spendere, lo sai, che se lo sapevi che non mi basta fine mese, non mi basta quello, magari c'hanno 4.000 euro al mese e più a pensione, c'hanno quello e l'altro. Invece vivo solo di questo io. E beh, cosa mi può restare? Una baggianata di soldi al mese e invece faccio beneficenza anche. E poi sto sempre contento, perché magari c'ho caratterialmente questa armonia. Ma molti è inutile che hanno soldi e non sanno di credere di quello che sono, non sanno quanto valgono e si piangono addosso. E che cosa servono? A niente, meglio piantare verdura, mangiare verdura e fare dieta. Amarola mieli. Grande Nick, grazie tante per questo intervento. Dai. Sei una persona nicchissima, ok? Io infatti quando dicevo che andavo a mangiare il bar Torino, adesso è chiuso, mi dispiace, il bar Torino in via Roma, a Cagliari, avevo inventato anni fa. Io sono Nico, quando vado a prendere la colazione prendo le gallette con le niccole, Nico Mania, Nicosia, Nico come, e lo vediamo dopo. Andiamo a prendere questi 3 ravanelli. Ok, chiudete lì.